riuscì a dirottare la nave che li avrebbe dovuti portare in America, passò diverso tempo in Inghilterra, ritornerà in Italia poi solo dopo il processo di unificazione, insomma, a unità avvenuta. A unità avvenuta, dimostrandosi poi punto di riferimento ancora della politica lucana. Infatti rivestirà alcune cariche, sarà assessore comunale, consigliere comunale, sindaco di Potenza, cariche poi che continueranno a rivestire anche altri importanti esponenti del 1848-49, seppur diciamo condannati. A molte di queste la condanna venne ridotta, ebbero la possibilità di partecipare alle vicende politiche dei singoli paesi ai quali appartenevano, quindi molti di questi li ritroviamo già protagonisti a partire dal 1852-53. Ecco quindi che si preparano verso quello che sarà il momento risolutivo, quindi il processo del 1860. Dunque questa continuità che parte dal 99, si snoda attraverso le vicende del 20-21, continua nel 48-49 e non si ferma nonostante la feroce depressione borbonica. Molti esponenti del 48-49 continuano ad operare in maniera importante, massiccia, soprattutto continuano a diffondere quelle idee di libertà, di unità, che avrà il suo momento culminante appunto nelle vicende del 60. Quindi ripeto ancora una volta, è necessario sottolineare questo aspetto, questa continuità, non di uomini, perché insomma quelli che fecero la rivoluzione del 99 non arrivarono al 60, ma di idee, quindi idee che partite dal triennio repubblicano non ebbero ragioni poi di ramificarsi e di continuare durante tutto l'aspetto risorgimentale, tutto il momento risorgimentale in Basilicata. Grazie. Allora, stiamo facendo un po' tardi, ma comunque abbiate pazienza, voglio dire che ha problemi appunto senza nessuna cosa. Comunque abbiamo iniziato un po' tardi. Adesso il professor D'Andria, l'insurrezione lucana, programmazione e attuazione. Per ultimo intervento, per ultimo. Ahimè, penultimo, quindi immagino abuserò ancora un po' della vostra attenzione. Ringrazio il Presidente Calcagno, ringrazio i cittadini di Lauria e vorrei iniziare il mio intervento, che sarà brevissimo, perché io vi parlerò appunto di programmazione e attuazione, quindi i tempi di una programmazione e di un'attuazione, con un sessantennio di quelli che la mia collega Veronica Sileo ha definito esperimenti falliti ma che lasciano un seme, quelli che il mio collega Rocco Labriola ha definito elementi di continuità, quelli che la dottoressa Lapenta ha definito esperimenti di comunicazione, danno finalmente i loro frutti. Sbagliando si impara e imparando a collegarsi tra di loro, i basilicatesi riescono ad attuare qualcosa che avevano cercato nel corso, tutte le popolazioni italiane avevano cercato nel corso di un sessantennio. Proprio una data fondamentale dalla quale dobbiamo partire è il 21 giugno 1860. E dicevo, i tempi sono brevissimi, parleremo di mesi, quando non di addirittura settimane o di giorni. Il 21 giugno del 1860 il Comitato dell'Ordine, che si era costituito a Napoli, diede mandato a un piccolo gruppo di patrioti basilicatesi di costituire a Corleto un comitato centrale insurrezionale lucano, presieduto da Carmine Maria Senise, un uomo di notevoli capacità organizzative, già implicato nei fatti del 48, e che riuscì a dare la logistica, per così dire, a tutta la provincia di Basilicata. Riuscì ad organizzare
una rete associativa che si stese su tutta la provincia in maniera capillare, sfruttando proprio le modalità associazionistiche di tipo mazziniano, ma soprattutto sfruttando il precedente del 1848. Il Comitato di Colleto divise la Basilicata in 12 sottocentri: Rotonda, Castel Saraceno, Senise, Tramutola, Tricarico, Miglionico, Potenza, Genzano, Vigliano, Ferrandina e Bella, avviando una vera e propria macchina insurrezionale. La definirono così già i contemporanei. Michele La Cava, uno dei più noti cronisti del movimento insurrezionale, guardate bene che parlo di movimento insurrezionale e non di insurrezione, parla appunto di macchina, una macchina che si avviava pian piano anche su solide basi economiche e militari, quello che era mancato in altre occasioni. E queste basi economiche di raccolta dei fondi sono a noi oggi offerte, anzi già da 50 anni in realtà, con l'edizione dei verbali del Comitato Centrale di Corleto. I segretari del Comitato, Pietro La Cava, Giovanni De Filippis e Giuseppe De Franchi, registrarono minutamente tutti i contributi che privati e gruppi di potere locali offrivano per questa macchina insurrezionale. Dopo 2 mesi di fruttuoso lavoro organizzativo, il 13 agosto proprio a Corleto si riunivano i capi di quello che sarebbe stato il movimento: Giacinto Albini, il colonnello cavourriano Camillo Bordoni e il radicale tarantino Nicola Mignogna. Il giorno dopo, stabilito il piano d'azione, il colonnello Bordoni pubblicò, vedete, ormai il regno borbonico non esiste più di fatto, e questi patrioti si rendono conto che devono agire immediatamente, non devono aspettare la reazione. Le lettere che noi possediamo di Albini e di Senise al Comitato dell'Ordine dicono: noi non dobbiamo fare come le altre province, dobbiamo immediatamente avviarci perché la reazione ci distruggerebbe, non abbiamo abbastanza militi, quindi dobbiamo agire immediatamente. Bordoni agisce immediatamente, pubblica quest'ordine del giorno per la marcia su Potenza. Il capoluogo della provincia sarà il centro di raccolta di tutti gli insorti. Intanto, il giorno dopo, proprio mentre questa macchina dava, ecco, possiamo dire, dava il gas, scusate, perdonatemi la metafora, il nuovo intendente, quello che sarebbe stato l'ultimo intendente, l'ultimo governatore borbonico, Cataldo